Stamattina ci siamo recati a Grado per vedere attraverso l'occhio della telecamera l'andamento del turismo nell'Isola del Sole. Secondo fonti si annuncia che ci sia stata una crescita del 15% rispetto alla stagione passata. Eppure, se il turista virtuale ha invaso Grado, verso le 12:30 una simpatica medusa gigante delle dimensioni di un pallone da calcio ha fatto capolino sulla spiaggia tra il quartiere di San Vito e la diga. Alcuni turisti incuriositi hanno avvicinato, con le dovute cautele, il mollusco, una rarità di queste dimensioni, spinta a riva dalla forte corrente e dal mare mosso. Per fortuna gli addetti alla spiaggia hanno pensato bene di prendere in custodia l'animale marino, seppur privo di vita ma sempre pericoloso con i suoi tentacoli urticanti, mettendo al sicuro l'area da spiacevoli incidenti. Al di là della medusa, l'andamento turistico pare al di sotto dei numeri annunciati, eppure il caldo di questi giorni dovrebbe fare da volano verso l'arrivo degli ospiti, ma la realtà è un'altra. I dati reali parlano chiaro: un italiano su 5 quest'anno andrà o è già andato in vacanza, e anche d'oltralpe, almeno sulle nostre spiagge, rispetto a Istria, Quarnaro e Dalmazia, è minore rispetto al passato. Mancano i servizi, la ristrettezza e incertezza economica, gli aumenti si fanno sentire come l'afa di questi giorni. Forse qualcuno nel passato ha mangiato sopra senza prevedere il futuro, dimenticandosi la teoria della formica, credendosi tutti dei calabroni, dimostrando con i fatti il detto popolare veneto: quando quella la monta in scagno, la puzza o la fa dano. Non siamo alla frutta, ma la strada è quella giusta. È il prezzo risultato dai calcoli emersi in merito alla ristrutturazione dello stadio comunale di Pieris, in comune di San Canzian di Sonzo. La cosa fondamentale, cioè i skei, mancano. Il comune di San Canzian, l'associazione sportiva dilettantistica Pieris, alcuni dirigenti e sponsor non riescono di tasca loro a coprire tale intervento, necessario visto che il logorio del tempo inizia a farsi sentire. Il presidente della società Bisiaca si appella alle personalità legate alla cittadina in riva di Sonzo. Fabio Capello in primis, oggi CT della lontana e perfida Albione, uno sportivo con un palmarès dal pedigree d'oro, il quale da queste parti viene ancora oggi soprannominato El Tato. Giorgio Brandolin, consigliere regionale, già presidente dell'ente provincia isontina e del CONI di Gorizia, magari con le sue conoscenze da navigato, uomo politico, riesca a far breccia portando denaro fresco alla causa dei pierissini. Per ora la volontà non manca, perché da queste parti si lavora e si parla poco, tempra e carattere tipico del Bisiaco, a cavallo dei due fiumi, il quale ne ha vista acqua passare sotto i ponti. Speriamo che chi può fare faccia, ma i tempi di crisi radicati anche dalle nostre parti negli ultimi anni fanno capire che sembra facile fare un caffè, ma se metti l'acqua senza la sostanza o viceversa, o manca il fuoco e il gas per scaldare la cogume, i risultati si vedono. Non resta che dire auguri.